Eder. Mac. Pallister. Morte di Liliana Resinovic, un altro compleanno senza festa e soprattutto senza nessuna verità. Liliana Resinovic, ormai, da più anni, non festeggia più, mentre colui o coloro che le hanno impedito di farlo, purtroppo, scorrazzano ancora a piede libero nelle nostre città. Magari sentendosi scaltri e inafferrabili come i peggiori gaglioffi. Una morte altamente equivoca, non si conosce ancora il luogo, la causa e l'epoca della morte, che rischia di rimanere un vero e proprio rebus se non si mettono insieme, attentamente, tutti gli elementi di valenza probatoria che vengono dai dati circostanziali e dai rilievi tecnici. Il suicidio, con tossicologia negativa, rappresenta, ancora ad oggi, una comoda via d'uscita. Un'ipotesi sganciata da ogni convincente riscontro obiettivo e certamente non saranno i nuovi esami sul cadavere e sui reperti a dissipare in modo definitivo i dubbi circa le cause della morte. Dare la verità in appalto alla medicina legale, soprattutto al primo accertamento, straripante di errori e di macroscopiche violazioni dei protocolli operativi di base. È stato un grave errore di metodo. Soltanto una valutazione completa e globale di tutti i flussi informativi acquisiti, l'incrocio di tutti i dati che vengono dalla scienza, informatica, medicina legale, tossicologia, botanica, criminalistica, con i comportamenti e i racconti, spesso anomali e sospetti, dei protagonisti di questa storia, potrebbe dipanare questa intricata matassa. Senza dimenticare che, in questo plot triestino, non è mai stato valutato in profondità il reale assetto emotivo di Liliana. Anche se lo stesso risulta bene rappresentato dalla consulenza informatica della procura, stranamente oscurato, dalla quale, senza tema di smentita, possono essere desunti i veri pensieri e i progetti della Resinovic, che sicuramente cercava di capire come divorziare e non come suicidarsi ed altre facezie del genere. Liliana non può più festeggiare perché è stata abbandonata, come un giocattolo rotto, su un freddo prato di Trieste e dal quel tempo va in scena la dolorosa girandola di un suicidio di plastica. Supportato da tante versioni degli accadimenti palesemente traballanti che rendono ancora più sospetta una morte tragica ed ingiusta. Campioni di salto alle conclusioni. La perizia tecnica disposta dalla Procura di Trieste ed eseguita dai due CTU da essa nominati, presenta aspetti sorprendenti e di sicuro interesse. Cominciando dai dettagli della consulenza si riscontra che il cadavere è stato ritrovato vicino alla rete di recinzione che era stata tagliata. Quindi o Lilly si era portata una cesoia, non rinvenuta in suo possesso, oppure aveva precedentemente fatto un sopralluogo per trovare un varco. Ma questa ipotesi, oltre ad essere piuttosto balorda per un aspirante suicida, è illogica perché il fatto che qualcuno avesse praticato un'apertura nella recinzione avrebbe significato che esisteva la concreta possibilità di incontrare questo qualcuno all'atto del suicidio. Eventualità del tutto sconsigliabile. Le modalità del ritrovamento, inverosimile agire con la borsetta lasciata a tracolla mentre doveva manovrare con lacci e buste intorno al collo, 2 sacchi neri di impacchettamento. Uno alla metà superiore ed uno a quella inferiore, la presenza di acqua all'interno dei sacchetti bianchi, quelli sulla testa, derivante secondo CTU. Da scongelamento e l'assenza di acqua nelle pieghe esterne dei sacchi, il luogo stesso, definito un fondo impervio ed insidioso vicino a un dirupo non visibile nell'oscurità. Tutti elementi che sconsigliavano i periti dal ritenere valida una ipotesi suicidaria. Ma la notizia più interessante proviene dalla lettura del cuore della perizia e delle conclusioni raggiunte dai periti. Conclusioni che contraddicono clamorosamente tutte le dichiarazioni strombazzate dai principali mezzi di informazione con riferimento alle cause di morte. Trasmissioni come Quarto Grado, Ore 14, Storie italiane e La vita in diretta, da circa 2 anni, riempiono l'immaginario collettivo rassegnando ai telespettatori una verità assoluta: la perizia afferma che Lilly si è suicidata.
I medici legali hanno raggiunto la certezza sul punto e tale dato scientifico è stato recepito dalla procura. Niente di più falso. Inoltre hanno diffuso un'altra verità. Lily è morta per arresto cardiaco. Anche questa è una falsità. Dalla lettura della relazione tecnica infatti risulta il contrario. Dopo aver esperito le consuete operazioni di repertamento, descrizione e conservazione del cadavere, i medici legali hanno eseguito le attività di ispezione cadaverica ed hanno condotto tutti gli accertamenti e gli esami di laboratorio del caso come da protocollo. Le conclusioni cui sono pervenuti sono state le seguenti. La diagnosi di morte per scompenso cardiaco è una mera diagnosi di comodo, modificabile. La valutazione non permetteva con certezza di discernere fra le ipotesi omicidarie e restava infine l'ipotesi suicidaria. L'asfissia in concorso con accidentale ipotermia all'aperto. La perizia prosegue poi con espressioni tipo: qualche problema cardiaco la donna lo aveva. Cioè l'unico riferimento a problemi cardiaci è vago e comunque generico e viene riportato riscontrando esiti di cicatrici del muscolo papillare e zolle fibrose. Elementi che sono riferibili ad eventi pregressi e comunque già oggetto di guarigione, non riferibili pertanto alla causa di morte. Ma soprattutto afferma segni probabilmente riferibili ad asfissia, escludendo quindi qualsiasi certezza nella asfissia come causa della morte di Liliana Resinovic. In realtà i periti fanno di più. Essi si dilungano ampiamente nel descrivere come la morte da sacchetto di plastica sia un evento del tutto vago. Che in letteratura medico-legale e nella casistica siano rari i casi in cui si siano verificati decessi cagionati con simili modalità e precisano che in quei casi si è trattato di omicidio. Oppure di incidenti domestici occorsi a dei bambini per gioco, oppure ancora di incidenti di lavoro. Altra casistica contemplata nella perizia, per sottolineare la vaghezza della ipotesi suicidaria, è addirittura la pratica autoerotica. I periti si soffermano sullo studio in generale della morte per sacchetto di plastica, esponendo l'ampia gamma di percentuali di aria anidride carbonica necessaria per provocare la morte contemplate dalla dottrina e concludendo che non esiste certezza sulle definizioni del caso. Quindi i due consulenti della procura sono giunti a concludere che non vi è alcuna certezza sulle cause di morte e che il suicidio sia solo una possibile eventualità. Eventualità che non trova comunque conferma e che può essere serenamente smentita da evidenze di segno opposto. Una mera diagnosi di comodo la definiscono letteralmente. Aggiungono che alla ipotetica asfissia si può aggiungere, in concorso, una eventuale ipotermia accidentale. E casomai anche un ipotetico problema cardiaco. Le conclusioni intellettualmente oneste cui sono pervenuti servono a riequilibrare un atteggiamento sbilanciato che i periti avevano assunto all'inizio della perizia. Inizialmente sembrava infatti che i due consulenti volessero esprimere un preconcetto univocamente indirizzato verso l'ipotesi suicidaria. Sia nella descrizione dei luoghi che in altre valutazioni infatti essi avevano ingiustificatamente espresso delle idee che non trovavano però sostegno nei fatti. Avevano elucubrato sul fatto che un ipotetico trasporto del corpo non fosse possibile, mentre invece era possibilissimo. Avevano affermato poi che il trasporto sarebbe dovuto avvenire con gli arti inferiori distesi, per il rigor, mentre invece il ritrovamento li riportava leggermente piegati. Esiste invece l'ipotesi di una conservazione, in una cassa, un armadio, un frigorifero, di dimensioni ridotte tali da dover ripiegare gli arti del cadavere. Ipotesi stranamente non contemplata dai periti. Avevano sorvolato sulle lesioni al viso. Avevano attribuito una lesione alle ossa nasali ad evento remoto, senza giustificazione alcuna e senza che esistesse riscontro documentale, come invece è avvenuto per la lesione del piede sinistro. Avevano ignorato una lesione della lingua. Inoltre avevano sottostimato le screpolature e sbiancamento dei palmi di mani e piedi ed avevano liquidato un imbrattamento di color scuro dei piedi con possibile tintura delle scarpe quale causa. Tutte queste circostanze svelavano una ingiustificata tensione da parte dei periti a risolvere in maniera sommaria la questione con una ipotesi suicidaria. Ipotesi per cui mancava però una giustificazione concreta. Nel finale però i medici legali si sono riscattati e pare che nella corsa di squadra abbiano passato il testimone alla procura. Una procura, però, campionessa di salto alle conclusioni. Da una consulente donna del pool della Cattaneo sarebbe uscita un'anticipazione relativa alla nuova autopsia. Sembrerebbe che ci siano effettivi segni di congelamento.
Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.